Qual è il vostro sentimento, il vostro stato d'animo adesso? Sicuramente ci ha tranquillizzato questa cosa, perché non l'aspettavamo da tanto. Ecco, Sappada si sente friulana. Sì, soprattutto io che sono metacarnica. Beh, siamo contenti, era l'ostacolo quasi più difficile, l'abbiamo superato con 42 voti favorevoli e solo uno contrario. Diciamo che le porte verso Friuli sono aperte. Sono stato d'animo di grande entusiasmo perché il Veneto ha deciso di aprire questa strada. Chiaramente di fatto il Veneto ha passato la palla al governo centrale, quindi mentre prima l'atteggiamento più restrittivo della regione Veneto di fatto toglieva le castagne dal fuoco al governo centrale, oggi con questa importante, secondo me, scelta del Consiglio, la palla, le responsabilità anche per la montagna veneta e dico anche friulana, le scelte importanti sono quelle che dovrà fare Roma. Da quanto tempo aspettavate questo via libera? Diciamo che ci abbiamo tanto lavorato, quindi il via libera lo aspettavamo da quando abbiamo fatto il referendum. E ovviamente prima ci sono stati necessari altri passaggi come il sì della regione Friuli Venezia Giulia. Diciamo, lo aspettavamo da tanto, ma questi forse erano i tempi, è un passaggio complesso, quindi questi erano i tempi che comunque bisognava mettere in conto.